Io mi chiamo Luca, in arte Coraz, e vengo da Caorle in provincia di Venezia. Per me è esprimere il mio io più profondo, quello che sta dentro di me solitamente, quindi attraverso la musica, la mia selezione, quello che ricerco, è un po' esprimere me stesso attraverso questo. Io sono uno abbastanza per le sue, molto timido se vogliamo, però ecco, attraverso la musica riesco a dare qualcosa anche agli altri. Dal 2021 ecco, sono come DJ, quindi ho sempre ascoltato musica, ho cambiato vari generi, ho passato dal rock al metal, al rap, fino ad arrivare alla musica elettronica, da quella un po' più commerciale, diciamo, fino dopo ad entrarmi bene nell'underground che mi ha rapito, e quindi da lì ho iniziato sempre più a scavare e sono arrivato dove mi piace ora, insomma, come genere, come stile. Il mio sogno è far arrivare la mia musica a più gente possibile, nelle scene in cui vorrei più entrare, crearmi una community, ecco, avere un giro di persone con cui poter condividere quello che mi piace e far conoscere, far arrivare a più persone, più dischi possibile, più musica possibile, soprattutto ora anche attraverso il nostro progetto come Plastic Cats, appunto, quindi come store di dischi, essendo comunque il vinile la mia passione principale, e quindi poter anche far arrivare questa cosa agli altri, far capire agli altri la passione per i dischi, del ricercare i dischi, e oltre a condividere poi anche la musica degli altri, quindi creare un po' una scena anche nostra, una nostra community, per aiutare e aiutarci a vicenda. I miei artisti preferiti sono quelli che un po' mi hanno cambiato la vita in questo, nel senso che appunto io ero più nella scena techno all'inizio e poi ho scoperto il mio trio preferito, che sono gli Apollonia, quindi Dan Genacha, Shonky e Died Soundrom, e grazie a loro, diciamo, ho più conosciuto la parte più house, più minimal, più deep, e soprattutto dei dischi, dei vinili. Quindi diciamo che è nato un po' tutto e grazie a loro, ecco, ho intrapreso questa strada e questa passione. Poi chiaramente ascolto tanta musica, tanti DJ forti, però ecco, se devo dire qualcuno dico loro tre. Ascoltateci, seguiteci come progetto, noi comunque cercheremo sempre di continuare con questa passione, con questo progetto che vogliamo, ecco, far arrivare a più persone possibili. Plastic Cats o Plastic Box, che è il format podcast.